È giovedì 13 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Come sempre cominciamo con l'attualità, con la cronaca. La direzione investigativa antimafia ha apposto i sigilli al patrimonio per un valore di 1 milione di euro a Giuseppe Vizzini, vicino al clan Giuliano di Pachino e Portopalo di Capopassero. Dovremmo vedere infatti le immagini storicamente legate al clan Cappello di Catania. Vizzini, come emesso nel corso dell'operazione di polizia araba Fenice, è ritenuto dagli inquirenti il braccio destro del boss Salvatore Giuliano, che gestiva il traffico di stupefacenti e le estorsioni sul territorio del siracusano. E adesso l'operazione invece di ieri contro la mafia rurale nell'Ennese. 4 le persone che sono state arrestate, responsabili di reati come detto dalla mafia rurale. Scoperte anche delle violenze, delle estorsioni per il controllo di pascoli e terreni. La gestione dei pascoli e dei terreni e il ricorso alla violenza e all'intimidazione per imporre il proprio volere. Sono queste le accuse mosse a 4 persone raggiunte questa mattina da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal GIP di Caltanissetta al termine di una lunga indagine della direzione distrettuale antimafia. Uno di loro è considerato dagli inquirenti come referente di Cosa Nostra di Agira. Nei confronti dell'uomo, già condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono stati raccolti gravi indizi sul tentativo di riprendere il controllo del territorio di Agira, avvalendosi proprio di un riconosciuto prestigio tra i clan. Numerosi reati tipici della cosiddetta mafia rurale. 2 estorsioni sarebbero state consumate ai danni di ditte che eseguivano lavori pubblici di modesta entità nel territorio di Agira, alle quali sarebbe stata imposta la cessione di materiale e l'esecuzione di lavori privati. Un'altra consumata ai danni di un imprenditore agricolo, al quale sarebbe stato imposto di ritirare la querela rinunciando al risarcimento dei danni, presentata per un furto subito e per il quale erano state rinviate a giudizio 3 persone. Una quarta estorsione, sempre ai danni di un imprenditore agricolo, al quale sarebbe stato imposto di dare in affitto un terreno per il pascolo ad un soggetto ritenuto vicino a presunti personaggi criminali dei terreni limitrofi. In tal modo, secondo il presunto referente di Agira, si sarebbero evitati conflitti tra appartenenti a differenti associazioni per delinquere operanti in aree territoriali vicine. È stato poi accertato un incendio di 70 balle di fieno ai danni di un imprenditore agricolo e il violento pestaggio di 2 allevatori al fine di imporre sui terreni delle vittime il pascolo dei propri animali. Allora, cominciamo la lettura dei quotidiani da Marco Carli per questa notizia. Esatto, andiamo sulle pagine interne della Sicilia per dare uno sguardo proprio a come viene trattata la notizia che avete sentito nel servizio. Il titolo è questo: il mediatore della mafia rurale dal pizzo ai pascoli. Tutti gli affari, avete sentito, ce n'erano tanti anche nel servizio di Rita Cinardi. Arrestato l'uomo che mirava a proporsi come referente di Cosa Nostra nella zona di Agira. Siamo appunto nell'Ennese. C'è anche la foto di Giovanni Scaminaci, arrestato ieri appunto nell'ambito dell'operazione Cerere, con l'accusa di essere il referente di Cosa Nostra nella provincia ennese, con base in questo caso proprio ad Agira. E torniamo ad occuparci dell'operazione dei Carabinieri contro i principali mandamenti mafiosi di Palermo, che ha fatto emergere 2 elementi. Il primo è che il carcere è raggiungibile dai boss, secondo che Palermo è ad alta densità mafiosa. Questa è la denuncia di Antonello Cracolici, che è il presidente della Commissione regionale antimafia. Una battaglia vinta, come si vede anche dall'esultanza dei tanti carabinieri, ma non la guerra. L'operazione di ieri a Palermo ha azzoppato ancora di più Cosa Nostra, ma come ha ribadito il procuratore De Lucia, la mafia vive ancora. Vive perché sono stati registrati oltre 50 episodi di estorsione, certificando la sottomissione di tanti commercianti e imprenditori. Vive perché, come è emerso dalle intercettazioni, i boss comandavano anche mentre erano reclusi in carcere. Con i microtelefonini Ilo Presti, padrini del mandamento di Portanuova, davano la benedizione per i pestaggi, commissionavano estorsioni, facevano videochiamate. Uno scenario inquietante, le carceri che diventano permeabili e luoghi dove vige il codice di Cosa Nostra. Il carcere è un luogo dove ognuno fa quello che vuole. Ho parlato di alberghi a 5 stelle proprio perché negli anni '80 le nostre carceri erano grand hotel,
dove si entrava e si usciva, dove spesso era più il prestigio che si riconosceva ai boss carcerati che non l'attività, diciamo, di uno Stato che contrastava i boss che incarcerava. Una città ancora dalla profonda radice mafiosa. I numeri sono una sentenza senza appello. E stamattina si ritorna su questi numeri a cui faceva riferimento Marco Goulà nel suo servizio, non solo su quello. Sì, perché si torna ad approfondire, ovviamente, e si ritorna su quello che è stato il Maxi Blitz di 2 giorni fa. Lo fanno praticamente tutti i quotidiani. La Sicilia, guardate, nel titolo sotto la testata troviamo questo approfondimento: giovani sedotti dai boss, così Cosa Nostra recluta gli aspiranti picciotti, c'è poi il servizio di approfondimento all'interno. A questa notizia, o almeno agli approfondimenti appunto che ne derivano, dedica l'apertura il giornale di Sicilia, con una storia particolare, partendo proprio dal Maxi Blitz con 181 arresti, che ha svelato gli equilibri di potere, le trame per affidare la guida dei mandamenti mafiosi di Palermo. Il titolo è questo: il boss che non volle farsi capo, ed è spiegato meglio nel sommario. C'è gente che non mi piace, il gran rifiuto del figlio del padrino della Calza. Una ricostruzione in tal senso arriva anche da Repubblica Palermo. Questo è il titolo: giovani e donne, un po' quello che avete visto sulla Sicilia, stregati dalla mafia, il nuovo esercito delle cosche. Jessica Santoro e Concetta Profeta, i vertici dei mandamenti di Portanuova e Santa Maria di Gesù, si fanno anche i punti ed sono questi: fedeltà e high tech, le nuove leve, le ledi di ferro, e poi appunto tutto, anche in questo caso, sempre al passo con i tempi. E adesso invece siamo a Catania, voltiamo pagina. La ST Microelectronics ha annunciato l'avvio della procedura di cassa integrazione fino a 2.500 lavoratori nello stabilimento proprio di Catania, a causa della crisi che coinvolge l'azienda. C'è stato un incontro nei giorni scorsi a Palermo, all'assessorato regionale, l'azienda non era presente, e sentiamo i particolari. 2 settimane tra marzo e aprile per un massimo di 2.500 lavoratori dei reparti produttivi è la cassa integrazione annunciata da ST Microelectronics in risposta alla crisi congiunturale che coinvolge il colosso mondiale dell'elettronica. L'annuncio arriva poche ore dopo il vertice che si era tenuto a Palermo, voluto dall'assessore regionale Tamaio, nel quale era stato prospettato un tavolo di confronto alla presenza dei rappresentanti del Ministero e dell'azienda. Abbiamo ricevuto la comunicazione da Confindustria per conto della propria associata STM, spiega Pietro Nicastro, segretario generale della FIM CISL Sicilia, che si dice preoccupato anche perché, aggiunge, a quanto si apprende Catania potrebbe essere l'unico sito italiano coinvolto nell'ammortizzatore sociale. La cassa integrazione è stata chiesta con carattere di urgenza a causa di una temporanea contrazione dei carichi produttivi derivante da una significativa riduzione di ordini e commesse. Lo scenario di riferimento rimane per il difficile primo trimestre del 2025, con un forte ritardo nella ripresa e una correzione delle scorte nel settore industrial, col rallentamento nell'automotive. La direzione aziendale ha comunicato che è previsto un incontro per il prossimo 20 febbraio, ma se da un lato la multinazionale italo-francese annuncia la cassa integrazione, dall'altro conferma gli investimenti su Catania con il nuovo impianto per i buffer in carburo di silicio, cui sono destinati 5 miliardi di euro, ma questo non basta a rassicurare i lavoratori a Catania. Ancora di più rispetto a ieri bisogna fare presto e dare risposte e certezze a più di 5.000 lavoratori dei siti siciliani, replica Nicastro. E torniamo allora sui quotidiani, andiamo da Marco Carli, perché si è mosso anche il sindaco di Catania Trantino su questo argomento, ha chiesto un incontro con il ministro Urso. Lo vedremo fra poco sulle pagine della Sicilia, Angelo. Intanto vi facciamo vedere l'apertura della Gazzetta del Sud, che è proprio dedicata all'argomento. Il titolo è questo, quello che vi abbiamo dato anche nel servizio, la notizia nuda e cruda: STM 2.500 in cassa integrazione. La crisi non risparmia l'Etna Valle, ha chiesto un intervento urgente del governo, pesante crollo nazionale della produzione industriale a dicembre, pensate, il meno 7
0,1% della situazione dell'industria italiana. Ne parleremo anche, che è generale, diciamo, di calo, ne parleremo anche nella rassegna stampa nazionale, ma intanto vi facciamo vedere quello che invece troviamo all'interno della Sicilia, con la cassa integrazione per 2.500, il momento sfavorevole, il sindaco di Catania che rassicura, come appunto dicevi tu Angelo, il ministro Urso è al lavoro, garanzie su lavoro e investimenti. Anticipiamo un po' quello che vi daremo anche nella rassegna stampa nazionale, i dati Istat sull'industria, l'avete sentito anche nel servizio, settore automotive in crisi nera, meno 24%, e i dazi sono all'orizzonte. Insomma, è una situazione dell'industria italiana che coinvolge tutto il settore. Restiamo sempre a Catania, ci occupiamo però adesso del declino della fontana al Tondo Gioeni, inaugurata nel 2018, è già un monumento al degrado con le lastre di marmo che si staccano dalle pareti. La fontana senza acqua, il giardino verticale con il beige del cemento che prevale sul verde, i corpi illuminanti allagati nell'aiuola quasi fossero dei portafiori, la vasca piena di foglie e rifiuti. Ecco quel che resta della fontana al Tondo Gioeni, inaugurata nel 2018 dall'allora sindaco Enzo Bianco. A distanza di 7 anni è già un monumento al degrado, sotto gli occhi di migliaia di persone che percorrono la circonvolazione di Catania. In tanti passano con le auto, guardano la fontana e si indignano. I più attenti avranno notato anche pezzi di marmo staccati dalla parete. Acqua che manca per intere settimane. Ma la cosa ancora più grave è che troviamo pezzi di marmo a terra ed altri che stanno per cadere. Prosciugata ed abbandonata, un destino che accomuna il monumento al Tondo Gioeni al parco Beppe Montana, entrambi realizzati da un'amministrazione di altro colore politico. Invito l'amministrazione attuale ad occuparsi di questa problematica nell'interesse della cittadinanza tutta, ma non vorrei che accadesse quello che è accaduto nelle passate amministrazioni, quando per colore diverso politico questa fontana veniva abbandonata. Spero che l'amministrazione faccia un passo avanti. Di bianco resta soltanto il colore del pavimento e delle mattonelle, colpa del calcare presente un tempo nell'acqua. E adesso vediamo gli altri temi della giornata sui quotidiani regionali. Marco. Torneremo fra poco sulle prime pagine, Angelo, ma intanto vi faccio vedere una pagina interna della Sicilia, sulla provincia di Catania, che un po' torna sulla situazione dei lavori per cambiare volto alla città. Si parla di 100 milioni per cambiare volto alla città di Catania. Nella 9ª commissione ieri mattina l'audizione del responsabile della direzione lavori pubblici e politiche comunitarie, dalla rifunzionalizzazione dell'ex scuola di via Villa Gloria alla realizzazione di 64 nuovi alloggi in viale Moncada. Importanti novità riguarderanno anche la Porta Ferdinandea con ripavimentazione, pure arredi urbani e di design. Vedremo. Torniamo intanto sulle prime pagine per farvi vedere un po' meglio la prima pagina della Sicilia. C'eravamo stati poco fa per la notizia legata al blitz di 2 giorni fa. Facciamo vedere i titoli più importanti, innanzitutto questi raccontati anche dalle foto. Il titolo Sicilia cosmica si riferisce al neutrino più potente, ne parleremo anche in giornata nei nostri telegiornali, la ricerca orgoglio catanese negli abissi appunto di Capopassero. E poi il Festival di Sanremo che diventa determinante, lo vedremo appunto anche nella rassegna stampa nazionale e internazionale, dopo le vicende della guerra in Ucraina e l'incontro fra Putin e la telefonata fra Putin e Trump. C'è Sanremo, un inno alla vita con Bianca Balti, è la foto più utilizzata, che porta a Sanremo il dramma della sua malattia e un messaggio di speranza. Questo sulla prima pagina della Sicilia. Andiamo invece sulla prima pagina di Repubblica Palermo per trovare nel titolo sotto la testata l'emergenza, ne abbiamo parlato
parlato spesso anche nei nostri telegiornali degli autobus dirottati, il presidente dell'AMAT, mezzi costretti a cambiare percorso dalle baby gang, le scorte in questo caso non bastano. E poi abbiamo visto l'articolo all'interno poco fa, ma c'è il titolo di apertura del quotidiano, donne e giovani esperti di tecnologia, per cui high tech, ecco i volti della nuova mafia, l'identikit degli arrestati nel blitz di martedì, 1 su 2 è un under 40, il ruolo delle signore appunto dei mandamenti. Andiamo poi sulle pagine interne ancora della provincia di Catania per quanto riguarda la Sicilia, perché ieri è stata una giornata importante che abbiamo raccontato, l'ultimo abbraccio a Sant'Agata. In una piazza Duomo gremita si concludono le celebrazioni di febbraio, appuntamento in agosto, e ci sono anche le parole dell'arcivescovo: c'è un mandato a celebrazione conclusa e se ci comportiamo male la processione non serve a nulla. L'ennesimo monito che ritroviamo appunto anche all'interno con questo titolo: la città in preghiera che saluta la sua patrona, in migliaia ieri in piazza Duomo per l'8ª delle celebrazioni, il capovara che parla di maggiore attenzione alle tradizioni e il monito di Renna di cui abbiamo parlato poco fa. Se la festa è andata bene lo vedremo fra un anno, dipende da voi, dice ai catanesi, da voi devoti col sacco e dall'agire di ogni giorno, appunto di ogni giorno, 365 giorni l'anno, non solo durante la festa di Sant'Agata. Andiamo poi alle altre pagine interne che vi vogliamo fare vedere, partendo proprio da quello che abbiamo letto sulle pagine interne di Repubblica Palermo, cioè dall'AMAT, e arriva la lotta del presidente contro i bus dirottati. Abbiamo letto proprio sul titolo: le ronde non bastano, e si fa anche il conto di quello che è successo fino ad ora. Ben 7 danneggiamenti nell'ultimo mese. Allo Zen i mezzi sono accerchiati dagli scooter affinché cambino percorso. Mistretta così annuncia nuove misure a tutela di autisti e passeggeri. Viaggiare con sicurezza è certamente la cosa più importante, e a Palermo, nelle nostre città, si parla spesso di sicurezza. A proposito di sicurezza, ma anche di salute per i nostri ragazzi, per i nostri ragazzi, per i più giovani soprattutto, l'ARS ha approvato la legge che vieta l'uso dei cellulari ai bambini e nelle scuole. Ora tocca al Parlamento. Stop ai telefonini come babysitter. Quante volte vediamo appunto dei piccoli che utilizzano lo smartphone e sono proprio i genitori a darglielo. Ecco, questo dovrebbe non succedere più. Il deputato Carlo Gilisso, pediatra, rischi accertati, un disperato grido d'allarme. L'Assemblea regionale vara anche la nuova norma che regola il settore del turismo, e questa ovviamente è un'altra notizia che vi daremo. Andiamo invece ancora alle pagine interne di Repubblica, perché c'è sempre una polemica legata ai voli. Questa è una notizia che ormai diamo da anni anche nei nostri telegiornali, ma c'è una lotta in atto fra una compagnia aerea, cioè Ryanair, e la regione Sicilia. È una polemica, niente voli in più in Sicilia. Ryanair a questo punto cosa decide di fare? Investe in Calabria. E che cosa dice alla regione siciliana? Per tornare da voi dovete abolire la tassa, così viene chiamata dalla compagnia irlandese, quella che viene realizzata in Sicilia. Infine andiamo a dare uno sguardo anche alla situazione legata al turismo e alle bellezze di casa nostra, perché ci piace sempre dare anche una parte di questo nelle nostre rassegne stampa. È un'iniziativa che riguarda le saline di Trapani, lo vediamo sempre su
su Repubblica Palermo. Nel percorso UNESCO, il progetto al vaglio del Ministero. Chi è stato o chi vive vicino alle saline trapanesi sa di che cosa parliamo e della bellezza che evocano. Candidatura presentata dalla Camera di Commercio, così preserviamo i fenicotteri rosa e le specie rare della riserva, una riserva veramente che racconta della bellezza della nostra terra. Angelo, a te. Grazie Marco, fra poco torniamo da te per la rassegna stampa nazionale con i fatti che riguardano non solo il nostro paese ma anche il resto del mondo. Ci colleghiamo adesso, come facciamo ogni mattina, con la Polizia Stradale, il compartimento Sicilia Orientale. Do il benvenuto al dottore Gabriele Ferraro, che è sostituto commissario coordinatore. Siamo a Randazzo, se non dico male. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Vediamo un po' qual è la situazione per quanto riguarda la viabilità sulle nostre strade. Diciamo che la situazione non è proprio così critica, ma adesso la vediamo nello specifico. Iniziamo con l'autostrada A18, la Messina-Catania, tra Acireale e lo svincolo di San Gregorio, quindi la barriera dove ci sono i caselli. Ci sono dei rallentamenti dovuti alla presenza di cantieri stradali. Passiamo ancora sulla tangenziale di Catania, quindi tra lo svincolo di San Gregorio e Mister Bianco in direzione di Siracusa ci sono delle code, dei rallentamenti sempre a causa dell'intenso traffico. Così come sulla A18 di Ramazione, quindi tra San Gregorio e Catania, sempre a causa dell'intenso traffico ci sono dei rallentamenti e code. Quindi raccomandiamo agli automobilisti di prestare la massima attenzione in questa fase di guida. Passiamo adesso all'autostrada A19, la Palermo-Catania. Per quanto riguarda lo svincolo di Enna in uscita in direzione di Catania, sia in uscita che in entrata è chiuso, quindi consigliamo agli utenti di uscire a Mulinello o a Gira per raggiungere Enna. Ancora sull'autostrada A18, la Catania-Siracusa-Modica, il tratto compreso tra Avola e Cassibile è stato riaperto col doppio senso di circolazione, però permane il divieto di circolazione a tutti quei mezzi che superano la massa a piano carico di 7,5 tonnellate. Adesso invece ci portiamo sulle strade statali, sulla Paternò-Catania, quindi la strada statale 121, dove sono segnalate rallentamenti tra Piano Tavola e l'ingresso di Catania. Diciamo che non ci sono particolari novità, il nostro centro operativo compartimentale della statale non ci dà notizie dell'ultima ora, quindi vi auguro una buona giornata e buona strada. Grazie per queste preziose informazioni del mattino, che sono certamente utili per gli automobilisti che si mettono in viaggio sulle strade della Sicilia orientale. Grazie al dottore Gabriele Ferraro, che è sostituto commissario e coordinatore della stazione di Randazzo della Polstrada Sicilia orientale. Adesso vediamo invece qual è la situazione. La vediamo con le nostre telecamere sul campo. Siamo sulla circonvallazione di Catania. Stamattina il traffico particolarmente rallentato in direzione soprattutto Mister Bianco, quindi verso il Policlinico, direzione est, diciamo così, mentre invece direzione ovest, mentre invece in direzione est la situazione è più tranquilla. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida, dove non ci sono particolari criticità, a parte un po' di traffico dell'ora di punta in uscita anche dalla città e non solo in ingresso, per quanto riguarda chiaramente le prime ore del mattino della giornata. Ci dobbiamo fermare adesso perché c'è una breve sosta e dopo riprenderemo con la lettura dei quotidiani. C'è Marco Carli già pronto in postazione, con lui vedremo quali sono le novità più importanti della giornata sui quotidiani. Ci sarà tanto Sanremo, ma non solo quello, notizie importanti che arrivano anche dall'estero, soprattutto per l'Ucraina, ma scopriremo tutto fra non molto. A dopo.
Eccoci, siamo di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia. Adesso, come anticipato, ci sono i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano anche dall'estero. Marco. Soprattutto dall'estero, Angelo, perché la notizia di ieri, che è l'apertura di quasi tutti i giornali nazionali, riguarda la lunga telefonata che c'è stata fra Trump e Putin per parlare dei negoziati di pace. Ovviamente stiamo parlando della guerra fra la Russia e l'Ucraina. A proposito di guerra, si parla ancora ovviamente della situazione in Medio Oriente, con la tregua che scricchiola, e poi a livello nazionale sì, ci sono delle notizie che riguardano soprattutto il mondo della politica, ma ci si concentra sull'aspetto più importante della settimana in Italia, che è Sanremo. I titoli sono dedicati soprattutto al Festival della Canzone, e poi dalla canzone allo sport spesso il passo è breve. E ieri c'è stata la Champions, ne parleremo perché ci sono state due sconfitte diverse, ma due sconfitte per le squadre italiane. Andiamo sul Corriere della Sera perché vi facciamo vedere subito il titolo, che è subito i negoziati. Guardate la durata della telefonata, 1 ora e mezza di telefonata. Poi il leader degli Stati Uniti chiama Zelensky. Entrambi, dice, vogliono la pace, e sarebbe anche giusto che sia così, visto anche la durata di questa guerra. Verso l'incontro in Arabia Saudita, il piano americano, Kiev fuori dalla NATO e cessioni territoriali, l'Unione Europea, anche noi alle trattative. Poi, come vi dicevo, c'è la pagina dedicata a Sanremo, e l'immagine l'abbiamo vista anche prima sui quotidiani regionali sulla Sicilia, che ha fatto un po' il giro delle testate. La forza di Bianca Balti, qui da malata, dice: io a Sanremo celebro la vita, e appunto la foto della top model italiana. Poi sotto la testata il riferimento alla Champions League, vi dicevo, i playoff, con il Milan brutto e battuto, però solamente 1-0, per cui potrà probabilmente giocarsi tutte le sue carte al ritorno. Perde invece anche l'Atalanta, beffata da un rigore assolutamente inesistente, fischiato nei minuti di recupero in casa del Bruges. Andiamo a dare uno sguardo invece a quello che vi abbiamo raccontato e poco fa sulla telefonata fra Trump e Putin. La guerra in Europa, milioni di persone sono morte in una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente, dice Trump. Eppure è accaduta e ora deve finire. Ed ecco il motivo della chiamata appunto fra Trump e Putin. L'aveva anche promesso subito dopo il suo insediamento Trump: negoziati immediati, inviti nei rispettivi paesi, ma potrebbero vedersi in Arabia Saudita. Poi la telefonata a Zelensky. A proposito di Zelensky, ecco qua quello che è il terzo incomodo, diciamo, in questa discussione fra Putin e Trump. Si ritrova tagliato fuori quello che è a tutti gli effetti appunto il capo dell'Ucraina, il presidente dell'Ucraina. Ma rilancia: lavoriamo con gli Stati Uniti. Il leader prova a tranquillizzare il paese e ai suoi dice: non mi rassegnerò a intese deboli. Diciamo che è stato il primo tentativo di migliorare le cose, ma certamente arrivare ad un'intesa non sarà facilissimo, anche perché in questo momento la Russia si trova certamente in un punto di forza. Vi dicevo poi del Medio Oriente, di questa tregua che invece c'è nel Medio Oriente, ma che ovviamente è sempre appesa a un filo, come recita anche il titolo che ritroviamo sul Corriere della Sera. La tregua resta appesa a un filo, l'ottimismo sul rilascio di 3 ostaggi. Per gli israeliani ci sono progressi nei negoziati. Hamas dice: abbiamo ricevuto garanzie sul futuro. Una situazione dunque
di poco migliore rispetto a qualche giorno fa, ma non di tanto, anche perché Netanyahu ha minacciato: se non liberate gli ostaggi la guerra riprenderà, per cui chiaramente c'è sempre da stare in allerta sotto questo punto di vista. Ora vi facciamo vedere la sfilza dei titoli di tutte le pagine, di tutte le prime pagine nazionali, perché sono tutti o quasi tutti, vi faremo vedere delle differenze, ma sono quasi tutti concentrati appunto su quello che è successo ieri a livello internazionale. Su Repubblica il patto sull'Ucraina, con la telefonata del presidente degli Stati Uniti a quello russo. La Casa Bianca chiama anche Zelensky, delineati i primi passi per la pace. Anche poi su Repubblica troviamo lo stesso tema legato a Sanremo. Bianca Balti al festival: non sono qui per fare la malata. Dobbiamo dire, sul palco è stata particolarmente brillante e simpatica. Sulla Stampa ancora titolo di apertura sulla telefonata Trump-Putin: ora pronti alla tregua, il Cremlino invita a Mosca il presidente degli Stati Uniti, anche Zelensky verrà coinvolto. E poi il festival, anche in questo caso con l'inno alla vita da parte di Bianca. Troviamo poi un riferimento al Medio Oriente su Avvenire. Guardate, il titolo è piccolo, subito dopo il titolo principale, perché la situazione del Medio Oriente è passata completamente in secondo piano oggi, dopo quello che è stata la telefonata appunto fra i due leader delle due superpotenze, Stati Uniti e Russia. Ma in Israele succede questo: Hamas apre sugli ostaggi, li libereremo come da accordi, e dunque questo potrebbe far presupporre che la tregua resisterà in Medio Oriente. Mentre per arrivare a una tregua la storia è lunga per ciò che concerne l'Ucraina, ma certamente si è arrivati a una giornata importante, anche in questo caso sulla Nazione. Il titolo di apertura è proprio sul presidente degli Stati Uniti a colloquio telefonico per 1 ora e mezza con lo zar, che vi è ai negoziati per chiudere subito la guerra con Kiev. Anche sul Messaggero il titolo di apertura è legato al negoziato, ma anche sul Giornale, guardate, effetto Trump in Ucraina si tratta. Donald telefona a Putin e annuncia l'inizio dei negoziati di pace, e l'incontro ci sarà proprio in Arabia Saudita. E poi andiamo invece a farvi vedere delle altre notizie che troviamo sui vari quotidiani. Ad esempio sul Manifesto si parla della Cassazione, che ha chiuso il caso giudiziario di Mimmo Lucano e ha smontato, secondo il Manifesto, la campagna delle destre. Che cos'era questo caso avvenuto in Calabria? Non c'era truffa nell'accoglienza dei migranti. Sapete che la situazione dei migranti sta facendo molto discutere a livello nazionale, con i migranti che vengono trasportati in Albania e poi riportati in Italia. Di una maxi condanna restano le briciole. Il modello Riace, allora, dice il Manifesto, non era un crimine, resta l'alternativa alle deportazioni in Albania, e il titolo è questo: paese sicuro. Poi, come vi dicevamo nella rassegna stampa locale, c'è invece la situazione dell'industria in Italia, una situazione che non è certo positiva, l'abbiamo visto con la ST Microelectronics, ma arrivano dei dati Istat che parlano di un calo globale. Produzione industriale, 2 anni di crollo, la paura fa -7, e questo leggiamo sul Quotidiano del Sud. Un report dell'Istituto di Statistica fa suonare l'allarme sullo stato di salute del sistema produttivo. A dicembre 2024, sullo stesso mese dell'anno precedente, si arriva a -7,1%, dati che ritroviamo anche in Sicilia. Un dato che si riduce a -3,5% se si tiene conto dell'anno 2024 sul 2023. E la flessione interessa tutti i settori produttivi, si salvano solo le produzioni alimentari e l'energia.
energia. Anche la notizia dà questa interpretazione nella sua prima pagina: 23esimo calo consecutivo della produzione industriale. L'Italia di Meloni e Company corre verso il baratro, questo il titolo della notizia, legato appunto alla produzione industriale italiana, che negli ultimi 2 anni ha avuto certamente un crollo. Angelo, a te. Grazie Marco, ci fermiamo alle previsioni meteo e poi di nuovo insieme per il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione apporta dell'instabilità soprattutto al centro Italia per la giornata di giovedì, con fenomeni anche a carattere di temporale, nuvoloso con qualche piovasco al nord, meglio invece al sud e sulle 2 isole. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa al sud. Qualche isolato piovasco non escluso localmente nella mattinata, altrove invece più asciutto tra pomeriggio e sera, con anche delle schiarite e venti a tratti sostenuti con mari localmente mossi. Clima mite con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 18-19 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, il contesto sarà un po' più instabile, con qualche rovescio che sarà più presente nel corso della giornata. Venti in prevalenza deboli a tratti moderati, con mari calmi o poco mossi localmente fino a mossi, temperature massime in lieve rialzo con punte anche fino ai 20 gradi. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. E come stare a casa? Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche di acitrezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto. Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi l'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Caro. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Simpaticissimi, allora l'appuntamento ovviamente che con chi c'è chi la vuole cotta. Allora, buongiorno, bentrovati a Buongiorno Sicilia e riceviamo e diamo il ribenvenuto a Giuliana Palmieri, psicologa e psicoterapeuta. Stamattina parliamo di un fenomeno che è in forte crescita, chiamato hikikomori. Magari, intanto perché lo chiamano così, perché viene chiamato così? Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie sempre per l'ospitalità. In realtà questo termine è un termine giapponese, quindi si è esteso un po' adesso in Europa, in Italia, però nasce prettamente nel Giappone. Ecco perché noi abbiamo un po' rubato questo termine, che in un certo senso va ad indicare un ritirarsi e nascondersi a livello sociale, quindi una sorta di ritiro all'interno di un luogo che magari si può sentire sicuro, è un allontanamento da tutto quello che è la realtà sociale o comunque da quello che ci circonda. Quindi letteralmente indica proprio un stare fuori, ritagliarsi da una vita sociale e ripararsi a casa. Quindi auto-isolarsi quasi. Sì, fondamentalmente sì. Ma tocca ai giovani, i meno giovani, i giovanissimi. Cerchiamo di capire chi è che coinvolge e chi insomma viene in qualche modo, chi soffre di questa
è una sorta di sindrome, una patologia. Sì, magari ancora non si parla troppo di patologia conclamata, però sicuramente è un fenomeno che si sta diffondendo. Fondamentalmente è comunque una sorta di isolamento sociale, che poi a volte venga scelto, quindi c'è questo ritiro, diventa conseguenza di fenomeni, fattori secondari. Sicuramente quando è iniziato toccava più i giovani, perché è iniziato proprio con l'evoluzione anche dei social media, dei videogiochi, quindi era un isolamento da una realtà reale per avvicinarsi a un mondo virtuale, quindi tocca ai giovanissimi, tocca ai giovani, di fatto però sta iniziando comunque ad espandersi anche nelle fasce più adulte, magari per fattori diversi, però è una situazione che già i giovani vivono da tempo, per cui si sta focalizzando l'attenzione, perché comunque effettivamente sta diventando sempre più invalidante, ma che si sta estendendo effettivamente a tutte le fasce di età. Quindi quando uno si auto-isola, diciamo così, è perché ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, perché probabilmente anche con la stessa famiglia non riesce ad avere un dialogo, ma soprattutto forse sono anche delle cause che lo inducono, questo auto-isolamento, che possono essere per i giovanissimi, ne so, il bullismo, il cyberbullismo. Queste sono tutte cause che in qualche modo spingono i ragazzi a non confrontarsi magari direttamente con qualcuno. Sì, di fatto è un fenomeno complesso, quindi va sempre analizzato caso per caso, però sicuramente a livello generale ci sono dei fattori che stanno portando sempre di più a questo fenomeno aumentare. Sicuramente una difficoltà a relazionare sia a livello familiare, quindi il fatto che c'è una meno comunicazione probabilmente all'interno delle famiglie. A livello sociale comunque il vivere delle forti pressioni, non solo in termini di adeguamento a delle condizioni estetiche, delle immagini ideali, no? Che comunque i social media e la realtà ci propone, ma anche a livello proprio di successi formativi, la scuola, l'università, quindi stare a un passo con i tempi, che non è sempre semplice. Fattori quali il bullismo, comunque il confronto con gli altri, vanno comunque ad inficiare su una qualità della vita, quindi è come se a un certo punto è più semplice rifugiarsi in un mondo che è non reale, quindi distaccato da una realtà, che però è più facile da controllare. Mi avvicino a contesti che per me sono più vicini, più reali, più adatti a quello che io vivo e percepisco. Di fatto è come se in questo momento i giovani non abbiano dei veri e propri punti di riferimento, ma anche dei luoghi di condivisione, di comunità dove potersi... Di aggregazione. Esatto, di aggregazione. esatto. Allora, nonostante sia relativamente, diciamo, giovane questo fenomeno, però ci sono già dei modelli che individuano alcune categorie, perché già si è riusciti in qualche modo a identificare dei gruppi. Poi c'è anche un sottogruppo, ma quali sono questi tre gruppi, i macro gruppi di chi avverte o chi vive questo diciamo, isolamento? Allora, di fatto dipende sempre dal limite, no? Dall'equilibrio che si trova anche in questo, perché probabilmente ci sono gruppi di ragazzi che si riuniscono e condividono questo fenomeno, quindi sì, c'è un isolamento di fatto, però in parte, nel senso che comunque poi magari condividono questa dinamica, come dalla parte opposta ci sono ragazzi che di fatto non escono più di casa, quindi si allontanano dal contesto scolastico. Sono i lupi solitari questi? Sì, sono i gruppi solitari che di fatto appunto sono quelli che magari si allontanano anche dai contesti scolastici, quindi sentono proprio una dimensione di isolamento e di solitudine che poi cercano di colmare attraverso amici che hanno tramite social, che hanno all'interno di videogiochi, che hanno all'interno di realtà proprio virtuali, dove si crea anche un alter ego, cioè un'altra immagine di me fondamentalmente, no? Che è più facile da gestire perché chiaramente dall'altra parte di uno schermo è più facile capire quali sono le cose che io voglio mantenere della mia identità o lasciare andare o che mi portano ad essere accettato più facilmente. Questa ultima categoria, cioè quella dei lupi solitari, chiamati così fra virgolette, negli ultimi anni è triplicata secondo alcuni dati, si è passati dal 15 a quasi al 40%. Sì. Quindi è un fattore in grande diciamo, evoluzione e in grande espansione, ahimè. Allora, le chiedo anche se sono più i maschi, le donne,
a soffrire di questo tipo di, diciamo, di crisi per cui si va ad isolarsi, oppure c'è una parificazione? Probabilmente all'inizio era un fenomeno più focalizzato sulla figura maschile, perché appunto è nato anche molto dal legame con i videogiochi, che probabilmente è quello che i ragazzi si avvicinano di più durante la gioventù. In realtà di fatto oggi non c'è un vero disequilibrio, comunque si sta arrivando ad un equilibrio tra ragazzi e ragazze, anche perché chiaramente aumenta molto il fenomeno dei social media, quindi e questo non aiuta di fatto, perché non perché i social media siano per carità il nemico, però sicuramente ci dovrebbe essere un'educazione maggiore, no? Alla distinzione tra ciò che poi noi viviamo tramite un telefono, un videogioco, uno schermo e quello che poi invece è la realtà di fatto, quindi le relazioni sociali che si possono intrattenere in contesti di aggregazioni, che sia scuola, che sia sport, che siano attività organizzate proprio di fatto per dare ai ragazzi l'opportunità di incontrarsi e confrontarsi anche su dinamiche di sofferenza, quindi anche sul senso di solitudine, su malesseri che spesso l'isolamento porta a considerare come mio. Ok, io sono l'unico a soffrire di questo, di fatto poi non è così. Questo fenomeno, proprio perché è in grande espansione, è stato osservato sia dall'Istituto Superiore di Sanità che poi anche dal CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati, quelli del Consiglio Superiore della Sanità, ci dicono che nel 2004 questo fenomeno incide tantissimo sugli studenti, perché sono circa 66.000 i casi che vengono segnalati, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, mentre invece il Consiglio Nazionale di Ricerca ha stimato 54.000 casi nella fascia che va dai 15 ai 19 anni. Il primo incideva sui ragazzini, proprio preadolescenti, 11-13, qui siamo già in piena fase adolescenziale, ma anche adulti, perché si arriva ai 19 anni. Quindi sono dei numeri che stimati ci fanno arrivare a circa 100.000 casi, ma ci sono poi anche altri numeri che vengono portati dalle associazioni, anche delle famiglie che vivono questa situazione, quasi 200.000 individui grosso modo, quindi è un fenomeno in crescita esponenziale. Certo, di fatto ci sono anche tutti quei numeri che potrebbero non essere considerati, di ragazzi che già stanno a casa, per cui non escono, di giovani adulti che si stanno avvicinando a questa realtà. Quindi questi numeri, che già sono importanti, probabilmente saranno ancora più importanti se si considerano tutte quelle condizioni in cui già questo fenomeno è stato avviato da tempo, quindi i ragazzi che già subito dalle superiori si isolano, non vanno a scuola, si distaccano da una realtà, o di giovani che comunque appena si approcciano, perché poi la difficoltà qual è? Io cresco in una realtà mia, ma a un certo punto dovrò approcciarmi ad una realtà esterna, finita la scuola, finita l'università, e lì arriva anche una forte crisi di identità che già c'è, perché l'adolescenza ai giovani adulti è un momento in cui si sta creando un'identità sociale, personale. Di fatto poi questo diventa ancora più difficile, no? Perché più mi isolo, più mi creo una condizione di vissuto mio in un'altra realtà, più mi viene difficile avvicinarmi a quella che è la realtà reale, no? Perché non sento di esserne capace, non sento di essere in grado, mi spaventa, e quindi diventa un fenomeno che non solo cresce esponenzialmente, ma che di fatto può diventare invalidante anche nelle fasi successive di vita, perché è come se io stessi sempre un po' indietro a osservare da fuori, no? Da dietro una finestra. Allora come possiamo e come possono intanto le famiglie, perché diciamo il primo confronto sia là, o comunque le istituzioni come la scuola, come si può intervenire? Se c'è un sistema per aiutare queste persone? Allora, di fatto, come dicevo prima, è un fenomeno complesso, e di fronte a tutti i fenomeni complessi la soluzione non può mai essere univoca. Quindi probabilmente ci vuole una collaborazione tra quella che è l'istituzione famiglia sicuro, ma quelle che poi sono tutte le istituzioni che dovrebbero prendersi cura di questi giovani. Sicuramente l'ascolto è la prima cosa, l'isolamento è sempre una condizione dovuta a uno stato di sofferenza, a uno stato di incomprensione, quindi cercare da parte delle famiglie di creare uno spazio di ascolto, di confronto, non tanto di fronte spesso al contenuto del problema, quindi del perché ti isoli, ma cosa succede quando ti isoli, cosa provi, da cosa comunque ti allontani, no?
E sicuramente questo è un fattore che le famiglie potrebbero attenzionare. Sicuramente è importante sostenere anche le famiglie, perché posso capire che per dei genitori è spaventoso vedere, no, un figlio che si isola. Agire anche in termini proprio professionali, quindi se è il caso comunque chiedere l'aiuto di professionisti che possono supportare in questo. La scuola e le istituzioni dovrebbero probabilmente creare maggiori momenti di aggregazione, quindi spazi di confronto, gruppi di autoaiuto, cioè momenti in cui questi ragazzi possono avere la possibilità di stare insieme, di confrontarsi, perché di fatto comunque anche quando parlare, perché di fatto anche ma non attraverso il telefonino, ma personalmente. Esatto, perché anche quando gli si propone magari loro ti dicono sì, ma dove vado, con chi mi unisco, no? Quindi creare maggiori spazi di confronto, di accoglienza, di apertura può essere comunque per loro una grande opportunità. Allora, grazie, tema piuttosto ampio, piuttosto complesso anche, grazie alla dottoressa Giuliana Palmieri, psicologa, anche psicoterapeuta. Abbiamo parlato della hikikomori, che è questa, non è una malattia ancora, però è una situazione, possiamo dire, una fase in cui una sindrome in cui ci si può, ahimè, trovare, soprattutto i più giovani, ma non è detto, non solo sono loro. Grazie, una buona giornata. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, fra poco cambiamo argomento e più avanti parleremo ancora di Sanremo, anche stamattina. Buongiorno Sicilia, restate con noi. Bentrovati e bentornati a Buongiorno Sicilia, in studio con me Monica Luca, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. Accanto a lei c'è Antonella Saeli, che è componente del comitato direttivo di Federmanager Sicilia Orientale. La vostra è un'iniziativa particolare che presentate domani mattina. Vorrei cominciare con Monica Luca. Domani mattina cosa presentate? Parliamo di Mentor for Manager. Esattamente. Che cos'è? Così lo spieghiamo a chi ci sta seguendo. Domani mattina conferenza stampa di presentazione di questo progetto, che è appunto il cui titolo, il cui nome è Mentor for Manager, quindi dei mentor a disposizione di manager. Futuri manager o già manager? Esattamente, arriviamo proprio lì al cuore, perché nella nostra progettazione iniziale, che abbiamo maturato insieme alle colleghe di Federmanager Sicilia, unitamente alle colleghe della Fondazione Belisario, sempre delegazione della nostra provincia di Catania, abbiamo messo giù questo progetto che nasce proprio da un'idea di Federmanager, nella volontà appunto di guidare le future manager, perché in realtà questo progetto non è un'attività di tipo formativo, non è un'attività, quindi non trasmette contenuti, diciamo così, non è un'attività di coaching, quindi non è un accompagnamento o un allenamento a specifiche competenze, ma in realtà è un vero e proprio progetto di affiancamento, di guida, così come nella terminologia del termine, il mentore nell'immaginario anche e nella cultura classica era la guida, il saggio, colui il quale, la guida spirituale, esattamente, diciamo, no? Sì, colui il quale guidava e affiancava nel cambiamento. Quindi un'attenzione particolare verrà data proprio a quegli aspetti di queste giovani cioè sia ragazzi che ragazze appunto, che si approcceranno a questo viaggio con noi. Con Antonella Saeli invece parliamo, abbiamo già detto che ci saranno, diciamo, dei discepoli, chiamiamolo così, sia uomini che donne. Di piccoli Ulisse. Però le manager tutor, i mentor, saranno tutte donne. Tutte donne, sì, perché diciamo che questo progetto, che nasce da un'idea di Federmanager Minerva, che è l'organizzazione nazionale all'interno di Federmanager, che è chiaramente tutta volta al femminile, nasce proprio per questo, cioè nel dare l'opportunità in particolare ai talenti femminili, chiaramente, ma aprendo anche al mondo maschile, dare l'opportunità a queste donne imprenditrici, manager, abbiamo docenti universitari, perché già abbiamo selezionato delle mentor di altissimo livello,
di accompagnare, appunto come diceva Monica, di affiancare sia giovani che si affacciano adesso al mondo del lavoro o già diciamo che sono inseriti nei ambiti professionali proprio per maturare delle proprie prerogative già personali, quindi appunto per questo la differenza con il coaching, e ad essere accompagnati nel cambiamento e anche nei percorsi di carriera, perché poi alla fine il nostro obiettivo è quello di valorizzare i talenti. Questo è fondamentale, perché ce ne sono tanti di talenti, magari molte persone non conoscono quelle che sono le loro reali potenzialità. E qui proprio scende in campo il mentore, quindi questa figura alla quale dicevamo affidarsi e confidarsi. Mi permetto di aggiungere anche questa specifica, perché talvolta, soprattutto le giovani donne che vivono il mondo del lavoro, necessitano di un modello di riferimento per chiedere anche a chi già ha raggiunto quegli obiettivi o chi ha affrontato quelle difficoltà: come hai fatto? Qual è stata la strategia che hai applicato? Immaginiamo appunto soprattutto le domande che tante ci fanno, è quello: come avete fatto ad abbinare la vostra crescita di carriera con la vita familiare, con l'essere mamme, con l'essere compagne, con l'essere figlie? Ecco che talvolta subentra anche un bisogno di confronto. In fondo, diciamoci la verità, chi non ha avuto un mentore nel suo percorso sia personale che di carriera? Quindi noi ci auguriamo di essere proprio questo per questi giovani, un punto di riferimento. Sì, no, un punto di riferimento. E allora quando c'è stata la scelta, selezionato diciamo il mentor, a questo punto al mentor viene affiancato poi il mentee. Il mentee. Esattamente. Ma l'associazione come viene fatta? Questo è un aspetto che bisogna capire, no? Sì, il match. Il match. Come si incontrano? Come si incontrano? Allora, questa chiaramente stiamo raccogliendo le adesioni, già ne sono arrivate, anzi appunto approfittiamo di questa opportunità per invitare giovani quindi che sono interessati a proporsi, a contattarci tramite Confindustria Catania o Federmanager Sicilia Orientale. Troveranno i contatti su tutti i nostri social, insomma abbiamo diffuso ampiamente. Prima una locandina. Esatto, sì. Esatto, e possono appunto contattarci per partecipare al progetto. Dopodiché, una volta stabiliti diciamo mentor e mentee, cercheremo di accoppiarli cercando di mettere in risalto le diversità, quindi fare in modo che un mentee che viene da un settore, ad esempio servizi, non vada da un imprenditore del settore servizi, ma magari del settore industriale o di altro o professionale. Aprire orizzonti nuovi. Aprire orizzonti, cioè cercare di diversificare la provenienza del mentor rispetto a quella del mentee. E questo proprio per anche crescimento e per creare un networking, perché non dimentichiamo che il mentoring è importante anche per creare un networking, per creare anche delle opportunità, perché no, visto appunto che stiamo mettendo in campo delle forze femminili rilevanti nel nostro territorio. Vorrei tornare di nuovo un attimo alla presentazione di domani, perché vedrà la partecipazione anche della Presidente di Confindustria Catania, la dottoressa Maria Cristina Busi, che è una figura importante per una donna, soprattutto avere lei come modello è anche stimolante. Io sono a parte onorata domani di avere la mia Presidente, la Cristina Busi Ferruzzi, che per me, che ho iniziato la mia carriera in Confindustria nel 2000, quindi ormai 25 anni fa, è stata il mio mentore. Quindi sono molto onorata di averla al mio fianco domani, perché come diceva lei bene, ciascuno di noi nella sua crescita personale prende un modello di riferimento e ne modella, ne imita, se vogliamo dire un po', la strategia, direttamente o indirettamente, quello che una volta veniva chiamato il buon esempio o quelle che oggi in azienda si chiamano le buone prassi. Ecco, noi quindi domani con l'apertura della nostra Presidente Busi, e anche ci sarà presente la Presidente di Federmanager, la Conigliaro, la dottoressa Conigliaro, noi vogliamo proprio far capire a questi giovani che la volontà di queste associazioni è proprio di mettersi insieme a servizio di
queste giovani leve, diciamo così, e dire loro che noi ci siamo, e fra l'altro lo facciamo a titolo del tutto gratuito, e ci mettiamo a loro disposizione per ascoltarle, guidarle se è il caso, ma soprattutto ascoltarle nel loro cambiamento. Prima di chiudere, c'è una durata grosso modo per cui ci sarà questo affiancamento? Durerà 60 giorni, durerà 20 giorni oppure una settimana? Cioè, voglio dire, è giusta la domanda. Noi avevamo progettato, diciamo, di fare un certo numero di incontri predefiniti, ma nel parlare con le mentors loro stesse hanno espresso la volontà di proseguire, se necessario, gli incontri con le mentee e i mentee, e quindi abbiamo stabilito che comunque il progetto dovrebbe essere completato entro maggio, ma ci potrebbero essere delle prosecuzioni, degli affiancamenti anche oltre questo periodo. Allora, grazie e buon lavoro, in bocca al lupo per Mentor for Manager. Grazie a Monica Luca, che è presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania, e grazie anche a Antonella Saeli, componente del Comitato Direttivo Federmanager Sicilia Orientale. Grazie, bocca al lupo per questo progetto. Fra poco parliamo del Festival di Sanremo. Anche noi parliamo del Festival di Sanremo. Restate, vedo già pronta per collegarsi con noi la nostra Veronica Barbarino. A fra pochissimo, restate lì. Allora, di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, abbiamo già visto la nostra Veronica Barbarino collegata da Sanremo, la vediamo di nuovo, la vedo sull'Edwall, adesso alla mia destra. Buongiorno. Allora, Veronica, la serata di ieri ci ha detto qualcosa, nel senso che c'è l'ingresso di Fedez nella classifica provvisoria dei primi 5, che non si sa poi come sono posizionati. Abbiamo dei nomi: Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Questi sono i primi 5 provvisori. Tu che cosa ci dici? La sensazione tra gli addetti ai lavori qual è? Perché adesso sono già 2 le serate, stasera torniamo di nuovo a vedere e sentire le canzoni che non abbiamo sentito nella seconda serata, però ci sono già degli orientamenti di gusto soprattutto. Sì, allora intanto buongiorno a tutti. Sì, la classifica è una conferma, entra Fedez. E c'è questa riflessione tra gli addetti ai lavori. Sarà per caso perché si è aperto anche il voto con il televoto e quindi ai fan? E lui, essendo un personaggio molto forte sui social, probabilmente la sua fanpage e chi lo segue ha dato quella spinta che gli ha permesso di entrare nella top 5. E staremo a vedere poi nelle prossime serate come andrà. Momento altissimo di commozione è anche in sala stampa con la canzone di Cristicchi, tutti in piedi, sia all'Ariston che in sala stampa. La stessa cosa per Giorgia. Diciamo che questi 2 nomi sono quelli più sentiti, ecco. Veronica, almeno qua tra gli addetti ai lavori. Veronica, proprio su Cristicchi mi vorrei soffermare perché abbiamo un contributo, appena un minuto, le sue parole, ascoltiamo per l'appunto Simone Cristicchi. Allora, innanzitutto dobbiamo pensare che dietro quello che noi ascoltiamo dai supermercati ai nostri telefoni o alle piattaforme c'è sempre, voglio dire, una scelta che viene fatta a priori da qualcun altro. I cantautori esistono, continuano ad esistere. Io ho fatto anche la battuta: noi siamo una specie di riserva indiana quest'anno a Sanremo, no? Proprio perché fin quando ci sarà uno con la chitarra o col pianoforte a raccontarci una storia, la canzone d'autore non morirà mai. Quindi devo dire che Carlo Conti ha avuto questa bellissima intuizione di ridare un po' di musica d'autore al Festival di Sanremo, e di questo gliene siamo tanto grati. Parlo, credo, anche a nome dei miei colleghi. Questo brano esiste da 5 anni, io lo so a memoria ovviamente perché l'ho ascoltato centinaia di volte, però raccontando qualcosa di vero, di vivo e di autentico è stato veramente complicato mantenere la concentrazione giusta per poterlo eseguire, e dopo che mi sono rivisto ho detto sì, ok, sono riuscito in questa impresa incredibile
perché sarebbe bastato anche una minima sbavatura per rovinare tutto, invece è arrivato al centro. Le parole di Simone Cristicchi. Stasera sul palco dell'Ariston ci sono altri siciliani, ancora siciliani, perché ci sarà Miriam Leone, ma non solo lei. Sul palco dell'Ariston ci saranno poi anche ospiti internazionali che ritornano dopo 40 anni. Insomma, raccontaci cosa succede stasera. Sì, questa sera sul palco come super ospiti ci saranno i Duran Duran che tornano dopo appunto tantissimi anni, 40 anni, al Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa hanno chiesto anche di Pippo Baudo, quindi evidentemente Pippo Baudo ha lasciato un bel ricordo nei Duran Duran. E poi sul palco ci sarà, come hai detto prima, Miriam Leone, e poi affiancherà Carlo Conti, anche Elettra Lamborghini, che ricordiamo nel 2020 partecipò in gara al Festival di Sanremo. E poi ci sarà Katia Follesa, che è la parte comica che divertirà, e ancora sul palco personaggi come Iva Zanicchi, che riceverà il premio Città di Sanremo per la sua carriera musicale. La ricordiamo aver partecipato tantissime volte al Festival di Sanremo con delle celebri canzoni. Veronica, prima di salutarci, stasera si chiude quella che è stata, diciamo, la finestra dedicata anche alle nuove proposte. Ieri Sì. c'è stata la selezione, no? Le semifinali. Stasera ci sarà, diciamo, l'atto conclusivo, mentre vediamo alcune, diciamo, dei big ieri in sala stampa prima delle conferenze hanno raccontato le loro sensazioni, le loro emozioni. Ma i giovani, cosa mi dici delle nuove proposte? Allora, stasera si sfideranno Alex Wise e Settembre, queste nuove proposte con 2 brani che già si sentono in radio da un mese e mezzo, su per giù, e si dà... Vabbè, non lo dico. Non dico chi, perché secondo noi chi potrebbe vincere tra i due, perché non voglio influire. Però benissimo, c'è comunque qualche idea. Senti, stasera stasera si ripete l'esperimento anche della votazione anche con il televoto, che incide per il 34%, poi c'è la giuria delle radio al 33% e poi la sala stampa, TV e web sempre al 33%. Questa è la composizione della giuria. allora, il televoto più giuria radio questa sera per gli altri 14 big, poi successivamente quando ritornano poi tutti in gara ci sarà questa proporzione di voto. Bene, da allora, grazie intanto per questo contributo di questa mattina. A te, so che sei impegnatissima, noi ti facciamo fare delle levatacce perché si va a letto tardissimo, bisogna alzare prestissimo a Sanremo. Conosco benissimo questo tipo, con la settimana tipo di Sanremo. Ti aspettiamo con il contributo ovviamente anche per il telegiornale di oggi, telegiornali delle 13:30 e delle 14. Buon lavoro, ci rivediamo domani per chiudere, diciamo, la settimana Buongiorno Sicilia con Sanremo. Grazie e buon lavoro ancora e una buona giornata a te, Veronica. Grazie, buona giornata a tutti. Adesso vediamo le pillole di Almanacco e poi scruteremo le stelle. Come ogni anno il 13 febbraio è la giornata mondiale della radio. Il World Radio Day è stata istituita nel 2011 e si celebra ogni anno da quando l'UNESCO ha deciso di proteggere e salvaguardare questo storico strumento di comunicazione di massa. La scelta del 13 febbraio è dovuta al fatto che in quella data è caduto il primo giorno di trasmissione della radio delle nazioni. La radio è un potente mezzo per celebrare l'umanità in tutta la sua diversità e costituisce una piattaforma per il discorso democratico. Si tratta quindi di una giornata per riconoscere il valore della radio come mezzo di informazione, educazione e unità, enfatizzando il suo ruolo nel collegare diverse comunità e culture. Ma sapete cosa sono gli impianti cerebrali?
Si tratta di dispositivi artificiali inseriti nel cervello per migliorare o ripristinare alcune funzioni. Gli elettrodi impiantati sono in oro o platino iridio ed uno studio ha dimostrato che attraverso questi dispositivi è possibile migliorare le capacità di memoria di circa 1/3 quando il paziente in esame è sottoposto a stimolazione del cervello. È il momento delle stelle, il momento di Marco Amato. Buongiorno Marco, ben trovato, buon caffè. Buongiorno, ben trovato, buongiorno Sicilia. Allora, non possiamo anche oggi, ormai è la settimana di Sanremo, anche oggi ti chiediamo qualcosa sul festival, inevitabile, cosa dicono le stelle? Durante la settimana santa, come la chiamo io, che è quella di Sanremo, ecco che come annunciato dalle stelle, le piazzaforti zodiacali hanno mantenuto la loro coerenza. Infatti alla classifica di ieri, che vedeva Giorgia Cristicchi, Lauro e Corsi, si aggiunge semplicemente Fedez. Avevamo visto che Toro e Cancro svettavano in pole position, quindi Giorgia e Lauro, ma anche Cristicchi e Corsi, che sono i segni d'aria, quindi Acquario e Bilancia. Un altro Bilancia si aggiunge ed è appunto Fedez. Ebbene, sicuramente tra il televoto e il consenso del pubblico, i segni d'aria confermano la loro natura comunicativa e un po' più ecumenica, quindi sono forti anche da questo punto di vista. Segnalo anche la performance capricorniana di Damiano David, che è stato ospite con una canzone e con una performance decisamente commovente. Le stelle oggi prevedono una luna in Vergine, per cui la sorpresa di stasera, soprattutto nelle nuove proposte, saranno proprio i segni di terra, ed è alquanto inaspettata, proprio perché Giove e Luna oggi non vanno d'accordo, quindi molto probabilmente potrebbe esserci qualche vincitore a sorpresa. Detto questo, vi racconto che la giornata zodiacale di oggi prevede appunto questo bisticcio planetario tra Luna e Giove che rende tutto un po' più ambizioso, e proprio per questo molti segni zodiacali saranno irrequieti, altri invece staranno a guardare, come per esempio Ariete, che avrà un ruolo di attendista sicuramente e che non gestirà moltissimo l'azione, cosa abbastanza inusitata per lui. Il Toro invece, questa luna è un ottimo toccasana, proprio perché interviene nelle passioni e in tutto quello che ha a che fare con la voglia di stare bene, di essere felici. I Gemelli hanno una quadratura decisamente importante con questa luna, quindi oggi devono vedersi un po' meglio. Cancro, la luna oggi gestisce delle smanie notevoli, per cui dovete stare un pochino più contenuti nelle vostre direzioni. Leone, è una giornata che parla di economia, di gestione pratica delle cose. La luna è in seconda casa. Vergine, con una luna e un Giove così importanti dovete prendere una decisione epocale su come gestire il grosso della vostra situazione o meno. Bilancia, questa condizione di Giove non vi aiuta, perché vi porta a disperdere un po' i pensieri, quindi riconcentratevi. E Scorpione, la confusione di questi due aspetti planetari potrebbe generare invece un'occasione, un'intuizione per voi molto vantaggiosa. Sagittario, accettare o meno una proposta è il tema della giornata, lanciarvi su qualcosa di importante o no. Capricorno, per voi non è mai un problema con una bella luna in trigono che vi fa fare pace con i sentimenti, quindi oggi ottimo. Acquario, i bisticci planetari oggi vi rendono un pochino più alla ricerca di qualcosa di unico ed originale, non ci state proprio a fare normali. Pesci, le configurazioni planetarie di oggi sembrano auspicare molto bene, in maniera diversa
divertente ed ampia. Oggi però avrete molto da fare, quindi la Luna in opposizione, un po' poco tempo per voi, ma tanto da dare agli altri. E detto questo, vi saluto oggi con la mia tazza che è tutta de prete, quindi vi auguro una buona giornata. Grazie Marco, ci ritroviamo domani per diciamo le tue indicazioni che riguardano le stelle. Adesso vado da Marco Carli, prima però un aggiornamento, Marco, dalle agenzie, perché resteranno ancora chiusi fino alle 16 3 spazi aerei attorno all'Etna per l'attività eruttiva in corso di emissioni di ceneri vulcaniche in atmosfera. Questo è quanto ha stabilito l'unità di crisi. I 3 spazi aerei sono la 2, la 3 e la 3 bis. Non è prevista al momento nessuna restrizione al numero di movimenti da e per lo scalo, quindi l'aeroporto resta operativo. Da Marco Carli per la pillola di sport per chiudere. Pillola di sport per chiudere, come sempre, parentesi leggera dedicata allo sport, ma leggera fino a un certo punto, perché le italiane hanno perso in Champions League questi titoli che troviamo: lo scandalo in casa Atalanta, perché l'Atalanta è stata scippata in casa del Bruges, un rigore che non c'è, e l'Atalanta cade con il punteggio di 2-1. Poi invece c'è il titolo principale che è dedicato al Milan che stecca in casa del Feyenoord a Rotterdam, brutto cappò in Olanda, solo 1-0, ma poteva essere anche di più. Papera di Maignan, le 4 stelle tutte contemporaneamente in campo, Joao Felix, Jimenez, Leao e Pulisic, che pure il Milan ha prodotto nulla. C'è però per entrambe la gara di ritorno. Angelo, a te. Grazie Marco, buongiorno Sicilia, torna domani. Come sempre noi ci salutiamo con la musica. Il 13 febbraio del 1974 nasce Robbie Williams, che è uno, diciamo, dei componenti dei Duran Duran. Vi ricorderete certamente, chiedo scusa, dei Duran Duran, una delle canzoni, diciamo, più famose diciamo di quel tempo. Tra le tante canzoni c'è anche Angels. Noi ci fermiamo, adesso c'è Angels, grazie a tutti, una buona giornata con Buongiorno Sicilia.